Questa settimana siamo a Gavello, siamo davanti alla chiesa, una chiesa secolare molto importante, molto bella. Conosciamo questa città che è medio-polesine, ma però è molto penalizzata dal punto di vista strade e collegamenti viari. Andiamo naturalmente a conoscere il sindaco e i cittadini di Gavello. Con Diego Girotto, il sindaco di Gavello, paesino cittadina di 1500 abitanti circa. E cosa vuol dire fare il sindaco di Gavello? È, diciamo, una mansione impegnativa, però è una mansione che si fa con gioia, con volontà di riuscire a dare delle risposte ai cittadini, principalmente su temi importanti che riguardano la vita ordinaria, la vita comune in queste piccole realtà. Siamo consapevoli, ecco, di amministrare un ente di piccole dimensioni, infatti i 1500 abitanti, per essere precisi, siamo anche un po' meno, siamo a 1460 abitanti con la chiusura dello scorso anno a livello di censimento, e siamo in fase calante, non in maniera preoccupante, però ovviamente le nuove realtà che si insediano sono sempre meno, si contano su due mani. È un paese a vocazione prettamente agricola. Ci sono alcune realtà che danno ancora un po' di movimento all'interno della comunità. Il volontariato è la colonna portante per la vivacità ancora del paese stesso, e di questo, ecco, bisogna ringraziare quelli che si adoperano per poterlo fare. Dal punto di vista amministrativo, ecco, noi siamo un gruppo, perché io rappresento un gruppo di persone, a parte a me, perché da soli si fa poca strada, bisogna muoversi un po' di concerto, e quello che si riesce a fare in gruppo è sicuramente molto, ma molto di più rispetto a quello che si riesce a fare da soli. Il mio ruolo è un ruolo un po' di coordinamento, oltre che di azione in prima persona, con sacrificio che porta a trascurare un po' quelli che sono i propri affetti personali, quelli che sono un po' però la propria attività, il proprio tempo libero, che praticamente non esiste quasi più. Dall'altra parte c'è la consapevolezza e la soddisfazione quando si riescono ad ottenere dei risultati, magari anche banali, magari anche poco significativi per alcuni. Per noi invece il fatto di aver mantenuto aperta la nostra scuola, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e di avere un aspetto, diciamo, di un impianto sportivo efficiente che mette a disposizione dei giovani e del territorio una realtà con la quale approcciarsi, perché anche lo sport fa aggregazione, fa comunità, come lo fa la scuola, e un po' tutto quello che riguarda l'ordine e il decoro del territorio, che nel nostro piccolo, dove non riusciamo a svolgere in maniera diretta come ente, viene colmato dall'attività dei volontari. Don Luca, da 6 anni parroco di Gavello. Gavello è un paesino piccolo, un po' isolato anche rispetto come strade, eccetera. Però i cittadini di Gavello come sono secondo lei, Don? I cittadini di Gavello, da quando sono qua io, da 6 anni, sono semplici, alla mano, sono molto educati. Secondo lei questo isolamento geografico che ha Gavello lo può penalizzare o è un valore aggiunto? Ma tutte e due le cose. Certamente in senso geografico è penalizzato perché è fuori mano. Dall'altra parte però, da 6 anni che sono qua, come le dicevo, io vedo per esempio alla messa domenicale, come in altri momenti che la parrocchia offre, vedo che viene gente anche da fuori e quindi si sposta. Come tutte le città piccole hanno problemi di emigrazione. A Gavello è un'oasi felice oppure c'è la difficoltà di convivere con loro? Gavello negli anni 50, negli anni 60 faceva 5.000 abitanti. Adesso ci siamo ridotti a circa 1.400, 1.500. Ci sono delle zone di Gavello dove ci sono degli stranieri, come anche in tanti altri paesi. Però diciamo che io per esempio li vedo quando vanno al lavoro al mattino, quando ritornano alle 5 del pomeriggio dal lavoro, parlo sempre degli stranieri, anche loro molto educati da quel punto di vista lì.
Dirle se sono inseriti nel paese, le dico che fanno fatica, perché forse sono due mentalità completamente diverse. La provincia di Rovigo è divisa in Alto, Medio e Basso Polesine. Le diceva che, secondo il suo punto di vista, è un po' trascurato il Medio Polesine rispetto alle altre due. Non si può negare che l'Alto Polesine ha percentualmente una grossa rilevanza di rappresentanza politica sia a livello provinciale sia a livello regionale e oltre. La stessa cosa può dirsi del Basso Polesine. Ecco che in questa considerazione di figure, per quanto il Polesine poi noi lo vediamo come un'unica entità a livello regionale o a livello nazionale, per come lo si vive invece a livello locale, questa frammentazione, questa suddivisione fa sì che effettivamente il Medio Polesine sia un po' il fanalino di coda. Lei come vede fra 10 anni lo sviluppo della sua città? Ritorno sull'argomento che avevamo trattato precedentemente. È significativamente e di rilevante importanza l'aspetto delle infrastrutture. Se arriveranno le infrastrutture per come le grosse infrastrutture, parlo della Transpolesana in questo caso, oltre che della Romea che coinvolge sicuramente il Basso Polesine ancora più di noi, però la Transpolesana, non avere un'arteria viaria importante che possa rendere appetibili anche questi territori dal punto di vista dei nuovi insediamenti, crea questo ostacolo che diventa insormontabile. Quindi nei prossimi 10 anni la sfida sarebbe, secondo me, quella di puntare al fatto che venga realizzata questa infrastruttura. Insomma, si trova a metà strada fra i due, diciamo, i capoluoghi maggiori, Adria e praticamente Rovigo, ma la storia si perde nella notte dei tempi, perché Gavello già al tempo dei Romani era una cittadina già importante. Poi abbiamo avuto i Benedettini che hanno fatto anche loro cose importanti. E cosa ci vuole? Allora ci vorrebbero dei contributi da parte un po' più, perché le dico, noi stiamo amministrando il comune e siamo sempre in difficoltà perché ormai i soldi ne arrivano pochi, attività diciamo sono scarse anche quelle, comunque Resistete, resilienza. come? Resistete comunque. Sì, dai, resistiamo. Allora, un giovane qua come sta? Bene, dai. Sì, effettivamente è un paese piccolo, ci sono magari poche occasioni di divertimento, però ciò nonostante È tranquillo come paese, tutto, ci sta. per un giovane è un fatto positivo o negativo? A volte anche Dipende, negativo. sì, ecco, bravo. Nel momento in cui l'asta viaria, che al momento si ferma a Rovigo, arrivando fino al mare, quindi fino alla Romea, potrebbe coinvolgere e rendere appetibile questi territori e ancora a maggior ragione la ZLS con l'aumento della viabilità e il raccordo della viabilità fino alla Romea. Per lo stesso motivo speculare l'ente parco Delta del Po, quindi tutta la zona del Basso Polesine, potrebbe avere un miglioramento e un giovamento dal punto di vista del turismo con il completamento dell'asta viaria. Noi siamo a metà e abbiamo assolutamente necessità di questa asta viaria, e questi tre elementi, chi per un motivo, chi per un altro, ci pone nella stessa misura, con obiettivi magari diversi, ma con l'unico intento che è quello di dire il miglioramento sarebbe sicuramente utile e vantaggioso per tutto il Polesine, e di riflesso anche per una regione in cui avere delle province trainanti e delle province trainate, io dal mio punto di vista mi verrebbe da dire si potrebbe anche fare quell'investimento che possa portare ad avere tutte province trainanti in quello che riguarda il PIL. Oggi siamo davanti al municipio di Gavello, dove c'è una targa importante dedicata a Ugo Zagato, il grande carrozziere capostipite di questa straordinaria famiglia. Forse non tutti sanno che appunto è nato qua a Gavello. Noi vogliamo celebrarlo come uno dei personaggi illustri di questo Polesine, probabilmente frutto della prima migrazione verso Torino, verso Milano, eccetera. Zagato è stato quello che ha rivoluzionato le scocche da legno a acciaio e ferro, quindi veramente un capostipite straordinario di quel design italiano che negli anni 50-60 è stato dominante nel mondo e che ci ha fatto conoscere come i più grandi creativi. Ultimo di 6 fratelli, nel 1900 rifiutò di entrare in seminario, nel 1905 partì per la Germania in cerca di lavoro.
e venne assunto in una piccola azienda metallurgica. Espletato il servizio militare, si trasferì a Milano e venne assunto come preposto alla carrozzeria Varesina, un'antica azienda carrozzaia convertitasi per soddisfare le nuove esigenze della nascente industria automobilistica. Dopo l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, Ugo Zagato si era ormai fatto una solida reputazione di abile capo officina e venne sostanzialmente precettato ed inviato a Torino, presso la fabbrica aeroplani Ingegner Pomiglio. Nel 1919 aprì la sua prima officina, che in breve tempo si sarebbe sviluppata ed ingrandita, divenendo una carrozzeria di fama mondiale, la Zagato, appunto. Al termine della seconda guerra mondiale, Ugo cominciò a farsi affiancare dapprima dal figlio maggiore Elio ed in seguito anche dal secondogenito Gianni. Durante la sua carriera gli vennero assegnati vari premi, tra i quali il premio Compasso d'Oro del 1960. Padre e figlio, due generazioni di commercianti a Gavello. Com'è difficile fare il commerciante a Gavello, se è difficile? Come tutti gli altri luoghi serve tanta pazienza, tanta disponibilità e insomma bisogna saper fare con le persone, tutto lì. Ecco, è un paese fondamentalmente di anziani, come purtroppo tanti paesi del Polesine. Siete voi un presidio come negozio, nel senso che se non ci foste voi sarebbe veramente un problema per persone anziane che si dovrebbero spostare in mezzi pubblici che non ci sono, eccetera. Beh, direi di sì, direi che il servizio di prossimità ancora è rimasta un qualcosa di raro, ecco. E noi cerchiamo di offrire la più ampia scelta possibile di prodotti. È difficile perché le scatole te ne danno delle volte una quantità grande, perciò è difficile da gestire, ma cerchiamo di tenere il massimo di prodotti, ecco. Ecco, tu hai la fortuna di avere un figlio che lavora con te. Una mosca bianca. Auspicheresti a un giovane di aprire un'attività qua a Gavello? Qua a Gavello la vedo dura, anche perché che attività, è quello il discorso, se anche uno ha ci sarebbero dei lavori diversi, insomma, ecco, come attività tipo artigiano, che ne so, idraulico, vedo che è un'altra professione molto richiesta, ecco, come attività commerciali, insomma, no, sinceramente la vedo dura, ecco. Abitare a Gavello è difficile o ha delle caratteristiche come la tranquillità che vale la pena abitare qui? Secondo me c'è molta tranquillità e si sta molto bene. Siamo un paese un po' al di fuori dai centri importanti, diciamo, si vive bene, insomma, c'è serenità e tranquillità, direi. Voi però, col discorso anche della viabilità, siete molto penalizzati, o sbaglio? Questo assolutamente sì, perché siamo un po' tagliato fuori dalle vie principali, tipo l'Eridania oppure la statale che da Rovigo congiunge a Adria. Un'altra cosa che abbiamo riscontrato, c'è questa impressione che il Polesine lo stiamo svendendo. Ma certo, ma è tutto concatenato, secondo il mio punto di vista, dal chi fa cosa. È naturale che nel momento in cui rendiamo appetibile un territorio per un certo tipo di investimenti, poi abbiamo un volano che crea e migliora, diciamo, con l'indotto e con tutto un meccanismo virtuoso al benessere dei cittadini. Viceversa, se non c'è una volontà di miglioramento e c'è praticamente un voltarsi dall'altra parte, è innegabile e anche a un certo punto fisiologico che questo territorio diventa non appetibile per determinate situazioni e anzi diventa saccheggiabile. Ecco, saccheggiabile per poter insediare cose che da altre parti a sto punto si è deciso di non fare. E in questa situazione io sì mi vedo preoccupato perché non può esistere un miglioramento se non c'è sviluppo. Lo sviluppo arriva in primis con la formazione e la creazione delle infrastrutture. È, diciamo, matematico, fisiologico, è evidente per tutti, per chiunque abbia un minimo, diciamo, di conoscenza anche di economia, che se ci sono le infrastrutture poi si arriverà allo sviluppo. Senza le infrastrutture purtroppo lo sviluppo non avverrà. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Puntata finita,
conosciuto Ravello, conosciuto anche le difficoltà di questa cittadina e speriamo che poi questo nostro messaggio possa arrivare anche ai piani alti in regione e nazionale. E da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi.